10 milioni di euro arrivati dal cosiddetto bonus facciate, ma ottenuti grazie a crediti falsi. E così la Guardia di Finanza di Thiene ha eseguito un sequestro preventivo di crediti d'imposta per oltre 10 milioni di euro, dopo un'indagine legata al bonus facciate 90%. In totale il sequestro riguarda i crediti d'imposta ritenuti fittizi e distribuiti tra 32 imprese e persone fisiche nelle province di tutta Italia, comprese Venezia, Vicenza e Padova. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza, riguardano il fallimento di una società con sede fino all'ottobre del 2019 in provincia di Firenze e poi trasferita e dichiarata fallita in provincia di Vicenza. Ed è emerso che il legale rappresentante, a ottobre e novembre del 2021, ha ceduto alla società, pochi giorni prima del fallimento, i crediti d'imposta per oltre 10 milioni legati al bonus. In seguito la società ha ceduto i crediti a 9 imprese, di cui 5 evasori totali o coinvolte in indagini per reati finanziari e che hanno effettuato ulteriori e numerose cessioni. Dalle indagini è emerso che quei crediti erano stati ceduti con dichiarazioni false sulla piattaforma web dell'Agenzia delle Entrate, fingendo l'esecuzione di lavori di ristrutturazione in 67 immobili situati a Parma, Rosolina ed Eraclea. Tra l'altro non risultano poi emesse fatture per gli interventi di recupero o restauro, che tra l'altro la società non aveva né in proprietà né in affitto.